C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati, un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Protagonista di questa breve rubrica è madre Lucia Cupis. Lucia Cupis nacque a Pontevico nel 1820, orfana di madre. Attorno agli 8 anni venne affidata alle suore della Visitazione di Brescia. All'età di 25 anni entrò come postulante nell'ordine delle Cannossiane. Nel 1860 partì alla volta di Hong Kong, prima suora cannossiana missionaria con un gruppo di pioniere in terra cinese. Fondò una scuola e una missione anche ad Angkor, sempre nella Cina, e un convento dedicato a San Francesco Saverio nell'isola di Wan Chai. Partendo da Hong Kong aveva così aperto il lungo cammino missionario delle Cannossiane nel mondo. Morì dopo lunga malattia la mattina del 10 ottobre del 1869. E vediamo ora come se la cavano i nostri amici napoletani con questo modo di dire bresciano. Endo passa la H, l'erba la taca. Vediamo. Alle nostre spalle il porto di Napoli e noi siamo tornati in compagnia di Shevin, che già abbiamo conosciuto. Shevin, tu a Napoli, what do you do here a Napoli? You studi, lavori, holiday? Just for vacation, eating a lot of pizza. Ah, ecco, stiamo venuti a fare vacanza a mangiarsi la pizza, ho capito. Allora c'è questo proverbio, modo di dire, in dialetto bresciano, che a Napoli proprio, insomma. Però tu sei sveglio, preparato, attento e sicuramente lo sai leggere. Vai, questo. Endo passa la H, l'erba la taca. Iraniano d'origine. Quindi insomma, tedesco, però è più iraniano, si vede anche dai tratti somatici. Cosa hai capito? Endo passa la H, l'erba la taca. Nothing, no. Nothing. Yeah, herbs. Herbs, erba. H is a animal. Ah, okay, vaca, okay, cow. Oh, cow. Passa. Okay, when the cow passes, the grass will be... Where, non when. Dove la mucca. Okay. Dove passa la mucca, l'erba grass is good. Good. Okay. Ed ora ci sono Lorenzo e Martina. Ciao, buongiorno. 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 Ciao, di che vi occupate voi? Che fate? Io studio lingue. Io faccio un corso di specializzazione. Insomma, quindi gente importante e intelligente, mamma mia, finalmente qualcuno che riesca a riscattare la mia ignoranza, insomma. Va bene, voi siete qui dalla città di Napoli? Sì. Quindi tutto bene, insomma, dai, si continuano gli studi, Impegnativo? No, si può fare. No, tu devi rispondere sì, è molto impegnativo, così a casa i genitori ti guardano e dicono ho bisogno di soldi. È molto impegnativo, ho bisogno di tanti soldi perché l'università comunque li chiede. Endo passa la H, l'erba la taca. Sì, hai capito qualcosa? C'è qualche parola che hai capito? Sì, dai, una, vabbè. Vabbè, Erba. passa, penso, perché passa il verbo. Dove passa l'aria, forse? No, la H è la bestia che dà il latte, con le mamme. Capra. La vacca, la mucca. Capra, H. Quindi dove passa La mucca. L'erba la tocca. La mangia, la taglia. No, attacca, cioè l'erba dove passa la mucca, dicevano i contadini una volta, è più rigogliosa, è più verde, è perché la mucca ci lascia il regalino, insomma, il concime. Sì. Ecco, quindi questo è vero. Quindi se volete un giorno a Venaca, voi avete il giardino a casa? Io sì, però è piccolo. Allora io ho un vitellino. Bene. Ti fa diventare l'erba molto bella, ha un po' di odore magari, però quello passa. Anche perché so che fa bene. Grazie ragazzi, alla prossima, da Napoli è tutto, ciao. Ciao.